Ciao Barone, come stai? Ciao Nino! Noi ci siamo visti ancora no? Ancora no? Uè! Cambiatevi subito, qua entrate. Gerbino e mefrato. No, Io sogno volando, quindi è mefrato. Upate modestamente di Gerbino, ne fece lui buoni. Gerbino ne fece lui buoni. Giovanni, allora. Buongiorno Nino Barone, benvenuto alla Napola. Oggi siamo qui per il nostro settimo set in presenza di Antonello Puglisi, personaggio principale, Don Vincenzo Capraro. Il film, il titolo L'ultimo brigante. Qua c'è un sacco di attori, di comparse, per andare avanti in questo progetto cinematografico, ambientato nell'Unità d'Italia. Antonello, hai fatto tantissimi film e tantissimi ruoli. Qual è il film che più ti sta a cuore? Che ti è particolarmente rimasto dentro? C'è un film in particolare? Sì, diciamo In guerra per amore, quello di Piff. Il personaggio mi piaceva tantissimo, mi è piaciuto tantissimo e ho interpretato veramente con cuore. Aldo, dalla Ciao, stranezza all'ultimo brigante. Il passaggio. Dici perché? Dici Dici qualcosa, perché? però stai dando anche una mano. Stai dando anche una mano. Vabbè, perché te lo dico senza scherzare, lo dico per amicizia. Amicizia. Peppe Gerbino. Allora, nel film precedente tu su Natura eri il protagonista, eri questo Salvatore Giuliano sognatore, ora ti ritrovi qui nel set dell'ultimo brigante facendo appunto il brigante. Quindi non è cambiato tanto. Sì, diciamo che il ruolo è sempre quello. Quindi sì, siamo tra amici, ci divertiamo e l'importante è questo, trascorrere una giornata sul set con tanta serenità, cercando di fare le cose al meglio naturalmente. Eccolo, Dino Tagliavia, Ciao, anche Nino. in mano un fucile. Ciao, Allora, Nino Dino, Barone. qual è il tuo ruolo qui in questo film Ultimo Brigante con la regia di Giovanni Pollina? Beh, diciamo che il ruolo è, diciamo, il braccio destro di Don Vincenzo Capraro, il quale È un capoprovincia comunque. si sobbarca di tanti omicidi, incaprettamenti, impiccagioni. E l'unica cosa negativa è che c'ho sempre il gendarme alle calcagne e devo sempre scappare qua per le montagne. Però che devo fare? Non lo fottono perché ha uscito il film come giustamente a Don Vincenzo Capraro. Per 30 anni. Ma lei, cioè, io non capisco. No, lei è il. Chiedo io scusa, sono chiedo lui. scusa. Ma perché uno parla e si intromettono così questa. Ma scusa, Ma sto ma signore tu cosa sei ci figlio, fa tuo qua? padre. E io ti Vedi dico, che io, cioè non è che ci sta assai. Fai spaventare con un fucile, scusami. Scusa, non è che. Nel caso non mi chiamate per testimoniare, perché non ci va. Cioè sogno un buon caro. Don Filippo, Don Filippo, un giacco pronto. Perché io non sapevo che non mi devi pestare i piedi. Sono veramente emozionato quando mi minacci con questi dialoghi. Ora, nel film, Don Vincenzo ti dai Vedi comandi. che Aldo chiede durante un funerale delle monete. Delle monete, quello sì, ma E poi si fosse piccio, non ci puoi sto spoileriamo partito, troppo. è chiaro. Don Vincenzo ti dà dei comandi per andare ad ammazzare qualcuno. Qua te ne do io i comandi. Buon mazzo. Ho registrato. Segno come il giovane Montalbano che adesso andrà in onda come replica su Rai 1 e quindi tornerò di nuovo su Rai 1 con il signor Pignataro, ma anche Agrodolce, il signor Buonaiuto, che era l'anima nera della soppopera, era un personaggio forte. Parli subito dopo Anna Maria o prima di Anna Maria? Lei è l'ultimo. Lei è l'ultimo. Sì. Ripetiamo le battute alla scena, quindi voi due intanto passeggiate. Passeggiate di qua, tutte e due. Poi Dico, lei ma si io- ferma. Ma le scarpe che ho sono tipo Va bene queste? tutte nere. Va bene Che sono Allora ragazzi, avvicinate all'ultimo. Ragazzi, voi fate tanta strada per venire qui diciamo a girare. Ecco,
cosa vi spinge? Ma a me mi spinge, diciamo, la simpatia per il cinema, la voglia di fare, e poi anche perché è un giorno, per me è un giorno particolare. Allora, io sono un appassionato di cinema, principalmente. Hai fatto già esperienze? Ho fatto delle esperienze, sì, su altri set per altre produzioni, però quello che mi spinge intanto è essere venuto qui la prima volta. Ho conosciuto delle persone meravigliose, mi fa piacere tornare nonostante io faccia la mia strada. E poi il cinema, insomma, ce l'ho dentro, è una cosa che mi piace tanto, anche i temi di questo film mi piacciono tantissimo. Ecco le donne di questo film, L'ultimo brigante. Allora, che esperienza è quella di partecipare a questo Una bella set? esperienza, abbiamo conosciuto tanta gente, diciamo che abbiamo passato delle giornate belle e abbiamo fatto qualcosa di nuovo, perché io di più mi sono col teatro, faccio teatro. Ma qui la maggior parte questa è un'altra cosa, facciano un'esperienza nuova, mi ha fatto tanto piacere stare ecco con qua, tutti. un'altra donna dell'ultimo brigante. Che esperienza sta vivendo? Donna Anzina sarei io. No, è una bella esperienza, per me è un'esperienza nuova tra l'altro, insomma mi sono trovata bene, insomma sono contenta di aver fatto questa piccola particina, diciamo. Ecco, speriamo di vedere un bel prodotto poi finale. Ecco, sì, certo. Ok, grazie. Allora Giuseppe, noi ti conosciamo, hai fatto tanti ruoli, diversi film. E cosa ti porta qui sul set dell'ultimo brigante? Mi porta la felicità che finalmente di realizzare un prodotto tutto siciliano, ambientato nel 1800. Veramente qualcosa di fantastico. Dopo tanti ruoli nazionali, finalmente qualcosa che parla del luogo e del nostro territorio, l'ultimo brigante. Sono veramente contento. E qual è il ruolo che più, diciamo, ricordi più particolare che hai fatto in uno dei tuoi tanti film, diciamo, dove sei stato, appunto, dove hai partecipato? Allora, i ruoli più importanti sono, più belli anche che mi ricordo, sono l'imprenditore su Libero Grassi di Graziano Diana, poi Il Cacciatore 2 dove faccio un venditore di ostica, una scena molto importante, e poi c'è Macari dove sono un capitano dei carabinieri, e infine Letizia Battaglia, che sono in scena appunto anche con la protagonista, una bella scena a Piazza Calza. Allora Paolo, le tue esperienze cinematografiche e come mai sei qui anche in questo set dell'ultimo brigante? Ma le mie esperienze cinematografiche sono state che in 2 set mi hanno fatto fare l'onorevole, poi in un altro ho fatto, diciamo, Il ragazzo di squadra. Ora stiamo girando un altro film che si intitola I fatti di Avola, ad Avola con Corrado Di Rosa, e praticamente lì faccio il poliziotto. Fai l'assicurazione? Sì, e niente, le mie esperienze sono state, diciamo, belle e soddisfacenti, tutto qua.